Vince il Vittorio Veneto che si guadagna la possibilità di difendere la Serie A nell'ultima decisiva giornata di campionato. Saluta la Riviera di Romagna, la squadra del tecnico Valdifiori perde e saluta la massima serie con 90 minuti di anticipo rendendo ininfluente l'ultimo turno in casa contro il Brescia. Per le romagnole seconda retrocessione consecutiva dopo quella ai play-out nella scorsa stagione. La Riviera torna in Serie B. Colassuono prova a spingere subito le giallo-blu, Reginato esce, anticipa l'attaccante calabrese. La squadra di Fattorelle replica subito e prova a rendersi immediatamente pericolosa. La partita la sblocca Saramella, la numero 6 del Vittorio Veneto ribadisce in rete il pallone dopo la respinta del palo. Sul cross dalla sinistra la deviazione del difensore romagnolo spedisce la sfera sul legno, poi arriva Mella a risolvere. Dall'altra parte il tiro cross di Colassuono trova la deviazione di Reginato che con l'aiuto della traversa si salva. Il Vittorio è più propositivo e potrebbe raddoppiare con Zanon, pallonetto alto sulla traversa. Le padrone di casa finiscono in crescendo e potrebbero chiudere sul doppio vantaggio dopo 45 minuti e 1-0 Vittorio Veneto. Nella ripresa il gol del 2-0 lo costruisce tutto Margherita Zanon con un'azione palla al piede, arrivata al limite dell'area, scarica il tiro che deviato manda fuori causa Pignagnoli. Inutile la rincorsa sul pallone. Al settimo della ripresa il Vittorio Veneto mette una seria ipoteca sui 3 punti con il 3-0 firmato da Elena Virgili che di testa batte ancora Pignagnoli. Abbiamo disputato una delle partite più belle, se non la più bella di tutta la stagione, e sapevamo che era difficile perché comunque all'andata il risultato era stato sfavorevole per noi, ma sapevamo che oggi era una partita da dentro e da fuori e quindi davanti al nostro pubblico anche in casa abbiamo dato più del 100% tutte quante e veramente un grande applauso a tutte le mie compagne perché non penso ce ne sia una oggi che non abbia fatto il suo dovere. Tutte hanno fatto e hanno dato tantissimo e io sono veramente contenta. Il Vittorio Veneto trova anche la rete del 4-0 con Adriana De Martin, la numero 16 rosso-blu è ben servita da Zanon. Pignagnoli prova a opporsi, la palla resta lì per l'attaccante di casa che ribadisce in rete e partita in ghiaccio al 65esimo. Sull'altro fronte Fabiana Colassuono è l'ultima ad arrendersi, la giocatrice della Riviera di Romagna accorcia le distanze con un gol favoloso, controllo di destro, a seguire e conclusione di sinistro che batte Reginato. Un gol incredibile, un gol alla Colassuono. Proprio l'attaccante della Riviera di Romagna si va a procurare un calcio di rigore all'82esimo. Sul dischetto si presenta la stessa giocatrice che spiazza Reginato e dimezza lo svantaggio con la personale doppietta. Purtroppo queste 2 partite ci è mancato qualcosa fondamentale comunque, che era il gioco e la voglia soprattutto di una salvezza che poteva essere comunque apportata visto gli scontri diretti. Nemmeno il tempo di rimettere il pallone a centrocampo che il Vittorio Veneto allunga di nuovo con il gol del 5-2. Pignagnoli sbaglia il rinvio regalando il pallone a Francesca Manzone. Questa è la partita dei grandissimi gol e la numero 23 si conferma grande tiratrice. Bella conclusione a scendere che bassa la parte bassa della traversa e batte il portiere della Riviera di Romagna. Prima della fine c'è anche tempo per un altro gol, altro regalo della difesa romagnola che mette il pallone del 6-2 facile facile a Giorgia Cisotto che non può sbagliare. Vince il Vittorio Veneto che si guadagna il diritto di giocarsi la permanenza in Serie A, saluta la Riviera di Romagna. Anche oggi abbiamo cercato di fare il massimo, però per quello che almeno posso dire che ho visto io nell'arco di questo periodo, mancando sempre dei giocatori, questo è un contesto che la categoria non può tenerla. Il primo tempo per 40 minuti abbiamo dominato in largo e lungo, abbiamo creato parecchie occasioni, abbiamo creato il gioco, anche è stata secondo me una bella partita. Secondo tempo diciamo un po' disunite, se devo trovare qualche difetto, però nonostante tutto andavamo via secondo me più forte delle altre perché mentalmente c'eravamo, fisicamente anche, e abbiamo lavorato apposta per far sì che le ragazze finale di stagione sapevamo che avevamo delle finali e che sono preparate.